Oggi viene presentata una ricerca sulle donne dove la Confartigianato del Veneto ha collaborato. L'economia del Veneto e dell'Italia non sta andando bene, però l'imprenditoria femminile sembra tenere meglio. Beh, da sempre il mondo femminile è una risorsa preziosissima non solo per il lavoro ma anche per la coesione del lavoro della famiglia. Ad oggi, con la giornata di oggi, viene valorizzato ulteriormente quella che è anche la capacità del mondo femminile di trovare disponibilità e iniziative anche in momenti difficili come questo, per cui il plauso va completamente al nostro mondo imprenditoriale dell'artigianato, soprattutto in un momento come questo. Oggi le imprese che stanno crescendo numericamente, proporzionalmente anche in territori dove non sempre l'impresa era così facile, sono indubbiamente le imprese femminili. Imprese che hanno anche a livello di dati, diciamo, di accesso al credito, che sappiamo essere oggi una nota dolente, ma per le imprese al femminile lo è sempre stata, hanno sicuramente una bancabilità superiore, nel senso che sono molto più affidabili rispetto ad altre, in quanto sono meno inclini comunque, questi sono dati, evidentemente non sentimenti o sensazioni, ma meno inclini comunque ad affrontare poi anche le difficoltà del momento, magari con azioni non del tutto responsabili, e quindi hanno un'affidabilità da un punto di vista proprio del rischio maggiore. Però insomma io ho visto anche recentemente con il bando, quello cofinanziato dall'Unione Europea proprio dedicato alle imprese al femminile, che la risposta non solo è stata molto forte in termini numerici, ma disseminata in tutto il territorio della regione, quindi senza quelle aree chiare e oscure che potevano esserci in tempi passati, e soprattutto moltissime aziende che investono in settori innovativi, quindi anche con determinate progettualità, quindi inclini alla ricerca e all'innovazione, anche con progetti importanti. Qui si poteva arrivare fino a 150.000 euro, quindi era comunque un bando con un fondo perduto del 50%, però con un finanziamento, voglio dire, anche importante, e sono state numerosissime le imprese che lo hanno utilizzato tutto e che sono già pronte a partire, perché poi oggi si parla tanto di start-up, a volte si confonde la start-up con quello che è ICT. Oggi start-up vuol dire iniziare, iniziare non solo, ma a volte anche innovare all'interno di un'impresa stessa, e quindi abbiamo visto che molte di queste aziende sono di fatto anche quelle che utilizzano proprio un nuovo progetto per completare un passaggio generazionale che sappiamo essere uno dei tanti nodi da superare. Quindi io direi che è un quadro positivo. Poi io voglio anche pensare positivo, credo che in questo momento non possiamo permetterci comunque di avere sempre un grosso fardello sulle spalle che ci pesa evidentemente questa crisi, ma non deve toglierci né l'entusiasmo né tantomeno la capacità di analizzare le straordinarie potenzialità che abbiamo come Veneto, e indubbiamente le donne in questo lo incarnano in pieno. La ricerca La mia impresa, nuovi lavori, nuove professioni ha sondato il mondo dell'imprenditoria femminile in Italia e soprattutto in Veneto, ed in particolare nell'artigianato. La lettura da economista, diciamo così, dal di sopra, in base a questi dati, qual è? Ma direi che gli aspetti positivi che ci sono da questa ricerca sono relativi a un trend, diciamo, di diffusione delle imprese femminili sia nell'ambito delle imprese in generale sia nell'ambito dell'artigianato. Nonostante il dato, diciamo, dello stato attuale sia abbastanza basso, perché mi pare sia un 23,5% di imprese in generale e ancora meno del 17% per le imprese artigiane. Però sicuramente ci sono dei dati positivi, cioè il fatto che comunque anche nella dinamica delle imprese si sia riscontrato che, a differenza del trend generale di tutte le imprese che in questi ultimi anni stanno chiudendo, per cui la crescita è negativa, invece le imprese femminili stanno diciamo, dimostrando di andare meglio, e questo è un po' in linea anche con alcune ricerche che ci sono anche a livello internazionale sulla presenza di donne ai vertici di società, o come in questo caso anche di imprese di piccole dimensioni, che denotano una correlazione fra la presenza appunto femminile o una presenza equilibrata, diciamo, fra i due generi, e la performance
performance dell'azienda stessa, sia in termini ad esempio di redditività, ma in termini di ad esempio andamento dei titoli per quanto riguarda le società quotate, e quindi sicuramente tutti questi studi sono positivi perché fanno parlare dell'argomento, perché mettono in evidenza una situazione che magari non tutti conoscono e perché soprattutto contribuiscono appunto a creare cultura imprenditoriale e di partecipazione delle imprese, delle donne nel mondo delle imprese a tutti i livelli sostanzialmente, perché il problema è sia legato alle imprese, sia legato ai vertici, sia legato ovviamente a tutti i livelli di partecipazione al mondo del lavoro nelle imprese. Quindi tutte queste leve di partecipazione alla vita economica vanno potenziate con tutti i possibili mezzi, insomma.